Gli elicotteri acrobatici si dividono principalmente in due classi, ciascuna classe sta a indicare più o meno quanto è grande, indica quanto è grande l'elicottero. Esiste una classe 50 dove 50 sta per 0,5 pollici cubi del motore come cilindrata e il 90, la classe 90, sta a indicargli 0,9 pollici cubi come cilindrata del motore. Le dimensioni di questi elicotteri sono orientativamente come diametro di rotore principale circa 1,20 m, naturalmente sono diverse tra la classe 50 e la classe 90, e il peso di questi velivoli si aggira intorno ai 4 kg, dai 3,8 kg ai 4,8 kg in base appunto alla classe. Esistono appunto in queste classi, in entrambe le classi, soluzioni flybar o flybarless. Cosa sta a indicare? È la, diciamo, principale differenza rispetto a un elicottero, tra virgolette, normale, un elicottero in scala grande, per cui il momento angolare di rotore principale deve diciamo, trovare compensazione dell'effetto giroscopico grazie appunto al flybar. Il flybar quindi dà portanza quando noi cerchiamo di dare alettone per picchiare, cabrare o virare e diciamo, la pala del ciclico si trova in posizione esattamente 90 gradi rispetto a dove si trova il momento dell'effetto giroscopico. Per cui appunto vediamo un sistema sia flybar che flybarless. Il grosso vantaggio del sistema flybarless è che come compensazione meccanica richiede molto meno pezzi, quindi è molto meno costoso, in più la compensazione elettronica prevede un sistema molto più accurato appunto per la correzione dell'effetto giroscopico. Il loro utilizzo principale attualmente è nelle competizioni acrobatiche anche e soprattutto a livello internazionale. Di sicuro trovano grande applicazione anche in casi in cui siano avvenute catastrofi e sia necessario ricercare dispersi, penso a slavine e terremoti. Ultimamente sentiamo sempre di più parlare di UAV, dove UAV sta per Unmanned Aerial Vehicle, cioè veicolo aereo non pilotato, senza presenza di persone che lo pilotano a bordo, e quindi un'applicazione potrebbe essere quella di montare a bordo dell'elicottero una telecamera e effettuare ad esempio ricerca dispersi, laddove le condizioni meteorologiche oppure di rischio non permettono la presenza di un reale elicottero con il pilota a bordo. Gli obiettivi iniziali di questa azienda, appunto la Heliq qui nel territorio dell'Interland udinese, erano quelli sostanzialmente di capire se era possibile migliorare le prestazioni dei giroscopi attualmente presenti sul mercato. E quindi si sono presentati chiedendo appunto a noi dell'università se fosse possibile aumentare le prestazioni di questi oggetti. E quindi noi abbiamo iniziato a sviluppare un progetto di caratterizzazione del velivolo, di simulazioni e realizzazioni sia hardware che software che hanno portato allo sviluppo appunto di questo sistema giroscopico.